Per molti non è soltanto una maratona di videogiochi. Da venerdì a domenica centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall'estero si sono ritrovati sotto lo stesso tetto del Palaturismo di Jesolo per oltre 50 ore di gioco condiviso grazie a Frostbite LAN Party. Tra tornei, sfide e nuove esperienze, l'evento rappresenta soprattutto un'occasione per trasformare amicizie nate online in incontri reali e per creare nuovi legami tra persone accomunate dalla stessa passione. Abbiamo un totale di 122 giocatori, una dozzina di tornei complessivamente, tra tornei e attività un po' più competitive ma magari meno strutturate a livello di regolamento per intrattenere quello che è il nostro pubblico e i nostri partecipanti. La fanno da padrone e li spara tutto. C'è una buona nicchia di simulatori di guida, c'è una discreta partecipazione di persone interessate a giochi strategici e un po' più particolari, ecco. Questa è l'area competitiva del nostro evento, nella zona dell'ingresso c'è l'area pubblica con accesso gratuito per tutta la popolazione fondamentalmente, con una serie di terminali a disposizione della popolazione per permettere a tutti di giocare sia a titoli nuovi che a titoli un po' più datati, come la sezione esistita dai nostri amici dei 12 bit che si occupano di retro gaming. Accanto alla competizione c'è soprattutto la voglia di stare insieme, tra postazioni personali, aree dedicate al retro gaming, simulatori di guida e momenti di relax, l'evento ha messo in contatto persone di età, professioni e provenienze diverse, un'idea di comunità che va ben oltre lo schermo e un gamepad. Abbiamo la fortuna di avere un paio di persone provenienti dall'estero che ci ha dato grandissima soddisfazione perché poi sono diventati alcuni dei nostri partecipanti più assidui. La bella cosa di questa tipologia di eventi è il fatto di prendere il videogiocatore che per stereotipo è considerato una persona solitaria che sta chiusa nella propria cameretta, ma viene portata fuori dalla cameretta e messa su una sedia vicino a un'altra persona che ha la stessa passione. E si formano delle amicizie reali ed è la soddisfazione per tutta l'organizzazione è questa alla fin fine. Vedere il giocatore che ti arriva col sorriso da qua a qua e dice sì, dopo un anno sono qui. E proprio il valore sociale del videogioco è stato al centro anche di un momento di approfondimento ospitato sul palco della manifestazione, dove un team di 5 psicologi ha proposto 2 incontri divulgativi per analizzare il gaming con uno sguardo diverso, lontano dagli stereotipi e dai luoghi comuni. Ci sono molti miti che girano sui videogiochi, che derivano da preoccupazioni legittime della società, solo che vengono narrati in una maniera sbagliata e senza fondamenti scientifici. Se la riduciamo a il gioco isola perché rimango a casa a giocare invece che uscire, questa è una semplificazione che non tiene conto di cosa sto facendo mentre sto a casa a giocare. Magari una rete di amicizie che non potrei raggiungere dal vivo, magari sono lì a connettermi con persone di culture diverse che parlano lingue diverse. E questo non sarebbe fattibile uscendo di casa e magari rimanendo nel mio contesto con quelle 2 o 3 persone che incontro sempre. E questo è solo un esempio, l'esempio sulla violenza. Il gioco non genera violenza, non porta alla criminalità, non porta all'aggressione. Questo è un altro mito assolutamente da sfatare. Oppure il gioco usato in maniera intenzionale per la terapia, per la crescita, per l'esplorazione. Queste sono tutte cose che tendenzialmente non vengono dette. Fare divulgazione, ecco, su questi temi in maniera accessibile a tutti è qualcosa che manca e di cui secondo noi si sente bisogno.